Sì, allora io sono la segretaria del MFE della Valpolicella e volevo appunto presentare il nostro ospite Marco Giusti, che abbiamo avuto l'onore di conoscere nelle nostre conferenze qui in Valpolicella e nei tempi migliori, quando ci si poteva vedere veramente senza questi problemi di Covid. Ecco, Marco Giusti è un professore a contratto all'Università di Verona di Public Management ed è direttore di progettazione e di ricerca alla GSM, l'Utility di Verona. E in questo ruolo ha progettato e realizzato 5 impianti eolici e decine di fotovoltaici. Ecco, Marco, se ci sei, ti chiedo di spiegare cos'è la transizione energetica in atto. Ciao a tutti, ciao Eccoci. Anna e grazie di essere qua. Sono molto orgoglioso di parlare in un incontro che ha un titolo così profondo: Scienza e società civile insieme, e vedremo perché. E lieto di parlare dopo Daniela, perché anch'io ritengo la Laudato Si un documento rivoluzionario dal punto di vista scientifico, etico e filosofico e politico, assolutamente, perché è una grandissima rivoluzione quella che abbiamo davanti. Parto dal termine transizione energetica, che è un termine entrato in voga ma è sbagliatissimo. Noi non siamo in una transizione, noi siamo nella più grande rivoluzione industriale che sia mai stata fatta. Siamo di più che una rivoluzione industriale, siamo di più ancora della rivoluzione agricola di 10.000 anni fa. Pensate tutti che alle elementari ci hanno insegnato che la civiltà umana è nata con la scoperta del fuoco. Ce l'abbiamo in mente questo, che in realtà più correttamente è il dominio della tecnologia della combustione. Bene, oggi noi abbiamo la sfida di decarbonizzare la nostra vita sul pianeta. Decarbonizzare la nostra vita sul pianeta vuol dire rinunciare al fuoco. Semplicemente. Decarbonizzare vuol dire eliminare qualsiasi processo che emette CO2 nell'ambiente in maniera non riciclabile. Vuol dire che dobbiamo cancellare qualsiasi combustione di qualsiasi fonte fossile. Proviamo a pensare semplicemente cosa vuol dire questo. Vuol dire che o rinunciamo alle automobili o le automobili non dovranno andare con dei carburanti di origine fossile. Vuol dire che o rinunciamo a scaldare le case o dobbiamo scaldare le case senza usare gas, gasolio o similari. Vuol dire che o rinunciamo a illuminare o dobbiamo illuminare usando energia solo di provenienza da fonte rinnovabile. Questa è una trasformazione che è enorme, enorme, assolutamente. È possibile perché la tecnologia c'è tutta per farla. Possiamo rinunciare a usare gas e petrolio, certamente. Bisogna che usiamo solo biomasse di origine riciclabile, rinnovabile, e quindi vuol dire sostanzialmente da taglio delle piante che crescono, non taglio di foresta vergine. Ma questo è possibile solo per chi vive in montagna, non è certo possibile per chi vive in città. Come scalderemo le altre case? Dovremmo scaldarle con delle pompe di calore che dovranno essere alimentate da energia elettrica che dovrà essere prodotta solo con fotovoltaica ed eolico. Come faremo girare le automobili, i treni, i mezzi di trasporto, i camion? Dovremo farli girare per forza di cose con auto elettriche, anch'esse con energia prodotta da fonte fotovoltaica o eolica, oppure da idrogeno prodotto a sua volta da elettrolisi effettuata grazie a energia elettrica prodotta da fotovoltaico e da eolico, e così via. Vedete che è una trasformazione profonda. È una trasformazione che è possibile se ci muoviamo in 3 direttive molto chiare che la Comunità Europea ha messo in luce in maniera
estremamente lucida. Primo, efficienza energetica, vuol dire ottenere gli stessi benefici finali utilizzando meno energia primaria. L'esempio banale è quello della lampadina LED invece che delle lampadine in incandescenza. Ottengo lo stesso risultato con un consumo di energia primaria che è un decimo. Oppure vuol dire nel campo dei riscaldamenti coibentare le case con i cappotti. Vedete il recente intervento del 110% di recupero fiscale sulle coibentazioni. Una casa coibentata può essere scaldata utilizzando un terzo o un quarto dell'energia primaria. L'auto elettrica in sé è un efficientamento perché l'auto elettrica ha un'efficienza intorno al 90% contro un'efficienza dell'auto a benzina o a diesel che è tra il 20 e il 35%. Quindi la prima gamba è l'efficienza. La seconda è l'eliminazione degli sprechi. Il sacrificio energetico o, come piace ad alcuni chiamarlo, il cambio di stile di vita. E la terza gamba è la conversione di tutta l'energia da fonte rinnovabile. Questo vuol dire che dobbiamo sostanzialmente, rispetto alla situazione attuale che vede prodotto da fonte rinnovabile il 40% scarso dell'energia elettrica, che a sua volta però è un quarto dell'energia primaria complessiva, vuol dire che dobbiamo grosso modo quasi decuplicare 10 volte tanto l'energia prodotta con fotovoltaico e con eolico. Le tecnologie ci sono tutte per fare questa transizione. Quali sono i problemi? I problemi sono tre e cerco di essere il più sintetico possibile. Il primo problema è tecnico, nel senso che noi siamo abituati a usare energia elettrica quando ci aggrada e quindi il sistema energetico in generale ed elettrico in particolare si muove in seguimento alla domanda. Cioè ogni volta che qualcuno di noi accende una lavatrice, una lavastoviglie, eccetera, eccetera, e quindi cambia la curva di consumo, c'è una centrale termoelettrica che viene accesa o spenta per stare dietro a questa curva di consumo. Perché il sistema elettrico non ammette sfasamenti tra curva della domanda e curva della generazione maggiore di mezzo punto percentuale, altrimenti avviene un blackout. Bene, è chiaro che se produciamo tutto da fotovoltaico e da eolico, che sono non programmabili, dobbiamo inventarci il modo di andare a inseguimento della generazione e non più a inseguimento della domanda. Dobbiamo imparare a camminare sulle mani invece che a camminare sulle gambe. Cosa fattibilissima. Ma c'è un po' di tecnologia a metterci sopra. Quindi vorrà dire che non accendo casa quando torno dall'ufficio, non accendo la caldaia quando torno dall'ufficio. Vuol dire che casa mia imparerà a scaldarsi nel momento in cui l'impianto fotovoltaico genererà di più, si scalderà di giorno anche se io torno la sera, farà un accumulo termico e così via. Oppure che il mio pianto, la mia lavatrice o la mia lavastoviglie, che accenderò quando esco con l'ordine di funzionare entro le prossime 12 ore, non si accenderà in quel momento, ma si interrogerà prima tutti gli impianti fotovoltaici dell'isolato per capire qual è il momento in cui c'è esubero di energia, per accendersi in quel momento. Tutte cose che ci sono già sui nostri cellulari queste cose, molto banalmente, quando per esempio attiviamo un navigatore. Si chiama intelligenza diffusa o IoT, Internet of Things. Quindi c'è una prima criticità tecnica di riorganizzazione dell'intero sistema energetico, perché impari a camminare sulle mani. Ma per far questo gli ingegneri ci sono, non è un problema e la tecnologia c'è. Il secondo problema, e voi federalisti o noi federalisti lo sappiamo da tempo, è il problema della governance, che è già emerso stasera con chiarezza. Un problema mondiale lo si affronta solo con soluzioni mondiali, con governance mondiale. Non lo si affronta lo spicciolato, non lo si risolve. Quindi il secondo problema è politico. Il terzo problema, e concludo come ho iniziato, è il titolo di questo convegno: Scienza e società civile. Cioè noi questa enorme rivoluzione non la faremo mai se non tiriamo a bordo la gente. Il problema è che abbiamo perso, come tutti sappiamo, 20-30 anni per colpa dei negazionisti, per colpa dei localismi, per colpa dei nazionalismi, per colpa di quello che volete.
o della nostra pigrizia, banalmente, e che adesso abbiamo pochissimo tempo. Perché la cosa che la gente non sa, perché nessuno gli ha detto, è che questo problema non solo è un problema serissimo, è un problema che riguarda noi, non i nostri figli, ma è un problema inerziale. Cosa vuol dire? Vuol dire che i climatologi ci dicono con molta chiarezza che noi dobbiamo cominciare a diminuire le emissioni di CO2 entro il 2021, quindi non fra 10 anni, adesso, mentre adesso stanno ancora crescendo. Noi da adesso dobbiamo diminuire le emissioni di CO2 e dobbiamo diminuirle al 10% l'anno, che è una dieta severissima, per far sì che fra 30 anni le temperature cominceranno gradualmente a scendere dopo aver raggiunto il massimo di 1,8 gradi di innalzamento. Quindi noi dobbiamo affrontare una sfida in cui i benefici non li vedremo subito. Dobbiamo come metterci a dieta, ma sapere che la lancetta di bilancia comincerà a accorgersene fra 30 anni. Serve una forza di volontà, una determinazione enorme per fare questo. Ma il problema, di nuovo, non è nemmeno questo qua che non abbiamo tempo, ma è che non l'abbiamo ancora spiegato alla gente. Io, come ha premesso Anna, sono un ingegnere, quindi un innamorato del know-how. Per 30 anni ho realizzato per la società per cui lavori impianti eolici, impianti fotovoltaici, cose. Solo da poco ho capito che il problema non è il know-how, ma il know-why. Cioè il far capire alla gente perché dobbiamo fare questa roba qui. Pensate che in questo momento la mia società, io, stiamo portando avanti un progetto eolico in Toscana. Portare avanti un progetto eolico oggi vuol dire avere 10 comitati contro, vuol dire avere una serie di attacchi pesantissimi anche di carattere personale sulla speculazione, sulla cementificazione, sul non so che cosa, e andare avanti 4-5 anni prima di arrivare a un'autorizzazione. Questo è il frutto di una legislazione troppo articolata, oramai troppo complessa, che si è annodata su se stessa, ma soprattutto è il tema che non abbiamo tirato a bordo alla gente. Nessuno ha spiegato alla gente che dobbiamo fare questa grandissima rivoluzione, che è assolutamente necessario farla subito e che non c'è un piano B. E quindi che dobbiamo fare? Per riuscirci dobbiamo convincere la gente, spiegare le cose. Ed è per questo che io da qualche anno a questa parte cerco di dedicare più tempo che posso anche all'attività divulgativa a scapito dell'attività professionale di ingegnere. Perché oggi quello di cui ricordiamo, di cui abbiamo più bisogno, come ha detto Daniele con la Laudato Si, è di tutte le branche della saggezza umana per riuscire a tirare a bordo la gente. Grazie, scusate, sono stato troppo lungo. Grazie mille Marco, ci dai una sfida incredibile e penso che dovremmo tutti cercare di lavorare insieme per cercare di portare avanti queste tue idee, di capirle in fondo e agire come società civile. Vedo che c'è una domanda per te, quindi se posso, da Pier Giorgio Grossi, dice aboliamo il fuoco è affascinante, ma penso che non solo il problema sia la gradualità del passaggio dal carbonio alle rinnovabili, ma anche dal fatto che tecnicamente alcune produzioni fatte col fuoco non sono eliminabili. Penso all'acciaio, per esempio. Non è vero. Era vero, non è vero. Allora, non ricordo adesso esattamente il nome, se sia stato Timmerman o qualcun altro della Commissione europea, che proprio qualche giorno fa ha detto: avete un problema alla Ilva di Taranto? Beh, cominciate a pensare di fare la Ilva di Taranto a idrogeno. L'Europa c'è per finanziarlo. Non ci sono più limiti tecnici. Cioè, è solo un problema di determinazione politica. Hai pensato di scendere in politica, Marco? Non sono adatto.
Ok, allora con il tuo bellissimo background del tuo impianto eolico che vediamo, non credo che tu sia proprio là, ma è bellissimo ricordare i lavori che hai fatto. Allora ti ringrazio moltissimo e passo la parola a Nicola.